Il golf è uno sport innanzitutto individuale, quindi bisogna non avere una propensione a stare troppo insieme alla gente o sport di gruppo. Chiaro che è uno sport di compagnia, perché quando si va a giocare si è anche in altre persone, però conta molto la parte individualistica. Quindi sicuramente un giocatore deve aver piacere nel stare sia in compagnia che però avere un po' i suoi spazi da gestire in modo individuale. Dopodiché si sta all'aria aperta, è uno dei pochi sport che stai all'aria aperta, quindi sfrutti la natura, non hai quel senso di dover competere, perché tu quando vai a giocare puoi benissimo andare a giocare da solo senza nessuna sfida con te stesso, farti la tua passeggiata giocando a golf. Quindi quelle sicuramente sono componenti che fanno avvicinare a questo sport. E poi una dimensione più tecnica, essendo lo sport per eccellenza appunto tecnico in assoluto, per tutte quelle persone che sono molto meticolose, perfezioniste, appassiona molto. Perché questa ricerca al massimo della tecnica, del perfezionamento meccanico appassiona e attira. Ma allora, ciascuna persona che si avvicina al golf avrà degli obiettivi diversi. C'è il ragazzo che ha un obiettivo professionistico, c'è il ragazzo che ha un obiettivo dilettantistico, quindi sì, diventare un ottimo giocatore ma non farne un lavoro, e poi ci sono le persone che magari si avvicinano anche in età un po' più adulta, che è un puro divertimento. Quindi a seconda dell'obiettivo che ha la persona si instaurano percorsi diversi. Allora, qui all'Asolo Golf io sono da 3 anni che ho iniziato il percorso da maestro e grazie all'aiuto di un socio, degli sponsor e chiaramente della struttura Asolo Golf stiamo creando un'accademia per gli agonisti. All'interno di questa accademia abbiamo da poco realizzato una struttura indoor, quindi al coperto, dove utilizziamo tecnologie molto all'avanguardia, tra cui analisi delle pressioni con pedane, analisi video, che quella si può fare anche fuori, ma in indoor viene integrata appunto con l'utilizzo di altre tecnologie e sensori per ricreare un avatar in 3D del giocatore. Quindi cerchiamo di dare un contributo massimo dal punto di vista tecnologico ai giocatori e anche dal punto di vista proprio fisico, perché grazie alla palestra che abbiamo con il personal trainer creiamo un giocatore in ogni aspetto fisico. Questo progetto è nuovissimo, proprio l'accademia è pronta da neanche un mese. Verrà integrata, verrà aumentata. Intanto siamo partiti con 2 postazioni in indoor al coperto, un piccolo putting green in modo tale che anche in condizioni meteorologiche non favorevoli i giocatori continuano nel loro allenamento, nei loro programmi, e col tempo verrà sempre incrementata la parte fuori per migliorare tutta la zona pratica.